Immaginate lo stupore e lo sbigottimento di una madre che, controllando il telefono della figlia di 10 anni, ha scoperto una foto a luci rosse. La donna non si è fatta prendere dal panico, però, e come una provetta investigatrice ha contattato il numero da cui arrivava la foto fingendosi la figlia. Ha scoperto quindi che la persona che aveva inviato la fotoscena alla bambina aveva mire predatorie, voleva spingere quella che credeva la piccola a veri e propri atti sessuali. La donna ha quindi allertato i carabinieri della stazione di Prato della Valle agli ordini del comandante Giancarlo Merli, che hanno velocemente rintracciato e denunciato un 25enne. Su mandato del pubblico ministero Sergio Dini hanno eseguito una perquisizione in casa sua, sequestrando un computer, il telefono e altro materiale informatico. Il tutto è ora al vaglio dei tecnici. Il giovane, se sarà mandato a processo e risulterà colpevole delle accuse che gli vengono mosse, rischia da 1 a 5 anni di reclusione.